Nessun addio a Gentilini, nessuna prova tecnica per diventare sindaco. Semplicemente è stata aperta una nuova fase anche dal punto di vista comunicativo e credo che a 2 anni e mezzo dalle elezioni sia importante concentrarsi sul simbolo Lega Nord. Per ammissione dello stesso consigliere comunale l'abbandono alla lista Gentilini per la Lega in vista delle amministrative 2018 e se Mario Conte minimizza. Sicuramente Gentilini e la lista non ha bisogno di Mario Conte per avere la visibilità che merita. Gentilini parla invece di tradimento. Se non lo accettavo nella mia lista, Mario Conte sarebbe stato res nullius, cioè una nullità. Forse in vista delle prossime elezioni comunali Mario Conte pensa che il vecchio leone non ruggisce più? Ben, se io ci sono ancora, Mario Conte non avrà il mio appoggio politico, sia chiaro. La fuga di notizie dopo l'errore, se c'è stato, dell'oramai ex Delfino di non essersi consultato con il suo mentore, Gentilini appunto, con il giovane consigliere Conte che parla già da leader. La reazione di Gentilini mi fa anche un po' piacere, significa che comunque mi vuole bene, l'indifferenza mi avrebbe fatto più male. E invoca la pace. Lasciamo da parte queste piccole incompressioni e cominciamo a lavorare seriamente per il futuro. Ma lo sceriffo non ci sta. Quando un figlio politico non tiene conto del padre politico, allora cosa fa un padre? Disereda il figlio. E quindi ogni rapporto politico e umano con Mario Conte viene a cessare. Io cerco di essere sempre presente anche fra 2 anni e allora sono pianti e stridor di denti